Il progetto che è partito diversi anni fa, è durato 5 anni, ha cercato di far tirar fuori a tutti gli autori quello che è il loro habitat naturale, quindi diciamo qualche collegamento con la fotografia naturalistica sicuramente c'è. Tra l'altro io mi occupo anche di fotografia di viaggio, di reportage, quindi insomma spazio abbastanza. È un progetto durato appunto molto tempo perché ho praticamente girato tutta l'Italia fotografando 99 autrici ed autori e a ognuno ho chiesto di cercare la situazione, di spiegarmi qual è la situazione, il posto fisico o semplicemente il posto mentale che considerasse il proprio habitat naturale. Questo ha fatto sì che 99 foto in realtà siano diventate 99 storie in cui ogni autore ha raccontato un pezzetto di sé attraverso la foto, ma anche attraverso il testo che poi è finito nelle didascalie, in cui proprio i singoli scrittori e scrittrici raccontano il perché si sono fatti fotografare in un certo posto o in una certa situazione. Questo, diciamo, ha creato un mix fra la fotografia e la letteratura che penso sia un po' il motivo di interesse della mostra. Questi sono quelli che si chiamano progetti di lunga durata che ormai diciamo, diventano sempre più rari per motivi ovviamente sempre di tipo economico, nel senso che comunque sono progetti che necessitano di un grosso impegno di tempo, soprattutto perché, ripeto, le 99 foto che ho fatto in realtà sono il frutto di tantissimi incontri, tantissime anche location diverse degli stessi autori, in cui poi insieme abbiamo scelto quella che ci piaceva di più. Quindi insomma sì, è stato un progetto molto impegnativo che adesso è diventata questa mostra che è inaugurato a Roma l'anno scorso al Palazzo delle Esposizioni e che poi è stata a Forte Marghera a Venezia e poi a Pordenone recentemente, un mese e mezzo fa, durante Pordenone Legge, il Festival della letteratura che questa città organizza ogni anno e che adesso è qui a Villa Contarini e contiamo di continuare a farla girare per l'Italia, insomma speriamo per tanto tempo.